14° anniversario della scomparsa del maresciallo capo Luca Polsinelli. Non potendo dar luogo alle consuete celebrazioni che ogni anno hanno visto commemorare il cittadino sorano, la città di Sora ha trovato soluzioni alternative per mantenere vivo il ricordo di una personalità così importante per il territorio. Tra queste, eroi di oggi ed eroi di ieri. La videolezione del professor Lucio Meglio, docente dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che attraverso il web ha potuto collegarsi con 85 ragazzi delle scuole medie e con tutta la cittadinanza attraverso i mezzi social. L'eroe mantiene sì la sua funzione pedagogica e morale, ma viene unita a che cosa? Viene unita alla figura del cittadino moderno. Quindi gli eroi sono tutti quei cittadini, non più persone che si legano al mondo trascendentale, non sono più quel ponte di contatto tra il materiale e il trascendente, ma con la società borghese gli eroi diventano i cittadini meritevoli che dentro la città borghese assumono su di loro delle particolari doti, delle particolari benemerenze che poi vengono prese ad esempio dagli altri concittadini. Quindi è nella società borghese che all'eroe si assegna che cosa? Si assegna la figura e il concetto, anzi il concetto più che figura, di solidarietà. L'eroe è quella persona che affronta quelle che sono determinati problemi, determinate azioni e lo fa a favore degli altri. A seguire la videolezione, la deposizione della corona presso il cimitero di Sora, presenti una rappresentanza militare e la polizia locale che hanno accompagnato i genitori del maresciallo capo e il sindaco Roberto De Donatis a rendere omaggio all'uomo eroe. Ad officiare il momento di raccoglimento e preghiera padre Salvatore Crino. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita che è ormai nel tuo grembo di eternità e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte.